Hi! Buongiorno ragazzi, sono ancora in quarantena, a voi mancano pochissimi giorni dall'uscita della quarantena mondiale, ricordiamocelo, Allora ragazzi, oggi ricettina molto semplice, però volevo vedere se ho le penne, perché mi sembra che non ce l'ho. Oppure devo controllare sopra lì se ci sono almeno le penne. Penne puttanesca arrabbiata con pancetta? Non lo so, facciamo qualcosa di strano. Quindi vediamo un po', un qualcosa di rapido, piccante. Ho voglia di un qualcosa di piccante oggi, quindi rapido, piccante. E voilà. Quindi vediamo un po', vediamo un po'. Voilà, allora facciamo un'arrabbiata con della pancetta, capperi, olive, beh, questo non serve a niente. Olive nere, capperi, passata di pomodoro, prezzemolo, la pasta ho trovato solo i tortiglioni, però comunque sono ottimi. Aglio, vabbè, sale, pepe, una cosa. E prendiamo anche della pancetta, del lardo affumicato, che dà un certo tocco. Allora, la primissima cosa che noi andremo a fare sarà quella di far sudare la nostra pancetta. Quindi, senza mettere nessun olio e nessun grasso, mettiamo una quantità di pancetta, facciamo sudare. In poche parole, sudare significa far evaporare tutti i grassi presenti nella pancetta, e quindi anche di tostarla un poco, in modo che abbiamo anche una parte croccante nel piatto. Voilà, voilà, facciamo quindi sudare in questa padella, facciamo sudare la nostra pancetta qualche minuto e subito si fa. Voilà, ragazzi, vi volevo dire una cosa, una cosa importante. Da oggi in poi nei miei video, in questi nuovi che sto praticamente elaborando, nella parte della descrizione potete trovare dei link su cose che vi potrebbero interessare, dei buoni acquisto su Amazon, delle cose simpatiche per la cucina. In questo caso qua faremo, sul canale della cucina, faremo solo oggetti che logicamente ho testato e ho comprato, per vedere se sono buoni. Ve li posso suggerire con il link, oggetti che logicamente io provo personalmente. Quindi su Amazon voi andate a dare un'occhiata se vi interessa. L'importante è che sapete che in ogni video c'è questa descrizione, ok? Ci sono i link di qualcosa, non lo so che cosa, però di qualcosa. Voilà, la pancetta, come vedete, sta arrotolando bene, sta sudando, quindi sta cacciando tutta il suo grasso. Ancora qualche secondino, la togliamo, gli mettiamo dell'olio e incominciamo a friggere il nostro aglio delicatamente. Dobbiamo prepararci però la passata di pomodoro, è essenziale, perché l'aglio deve essere proprio cotto appena, e quindi stesso in questa padella aglio e peperoncino. Il mio peperoncino che ho è veramente un qualcosa di disgustoso, talmente che è forte, e il problema è che diventa subito nero, quindi lo andrò ad aggiungere al sugo per evitare che diventa subito nero. Allora, la pancetta ha sudato, possiamo, voilà, abbiamo messo quindi dell'olio, adesso abbiamo messo dell'aglio, facciamo giusto lavorare un po' l'aglio, logicamente in camicia, ok, facciamo insaporire il nostro olio, poi lo togliamo subito. Voilà, questi peperoncini che ne mettete due così diventa un qualcosa di piccantissimo, non so come si chiamano, ma sono proprio forti.
Allora, quindi abbiamo fatto fare il lavoro all'aglio, adesso andremo ad aggiungere le 3 passate di pomodoro. Dovrei aggiungere già il peperoncino, ma questo peperoncino ho notato però che diventa veramente nero subito, immediatamente, quindi adesso lo aggiungo al sughetto. Facciamo 3 passatine, dopo andiamo a mettere l'acqua. Voilà, quindi una volta che noi abbiamo messo il pomodoro possiamo mettere già la pancetta, il nostro peperoncino che andremo praticamente a sbriciolare con tutti i semini. Voilà, e quindi abbiamo messo la nostra pancetta. Come vedete non ho mischiato niente. Nostra pancetta, un po' di sale, non esagerare troppo con il sale perché il peperoncino già è in fin dei conti sapido, e quindi anche il prezzemolo. Andiamo adesso a girare. A 10 minuti della cottura ci andremo ad aggiungere dei capperi e delle olive nere. Voilà. Qua ci vuole proprio come sono forte, mamma. Allora, adesso sono passati 10 minuti, ho assaggiato già un po' il sughetto, terribilmente forte, e aggiungiamo le nostre olive e capperi. Aggiungiamo adesso anche un po' di prezzemolo. Il prezzemolo si aggiunge nel sugo, prezzemolo, basilico, dipende da quello che state facendo, si aggiunge sempre gradatamente perché così rilasciano gli oli essenziali in cotture che sono differenti. L'unica cosa che mi preoccupa è questo nero che fuoriesce ogni tanto, che non so che cos'è, che sia magari il fondo della padella, questo non lo so. Questa è l'unica cosa che veramente mi preoccupa. Comunque non avevo guardato. Pasta francese. Non so com'è. Mi dice il tempo di cottura 11-13 minuti. Boh, speriamo bene. Voilà, abbiamo quindi buttato la nostra pasta. Io consiglio sempre di fare un 4 minuti di cottura nella pasta, 4 minuti di cottura, quindi gli ultimi 4 minuti di cottura li farli nel sugo perché così prende un buon sapore la pasta. Voilà, ultimi 4 minuti di cottura, logicamente lo facciamo troppo pesante, quindi gli ultimi 4 minuti di cottura aggiungendo anche del prezzemolo li facciamo logicamente qui in padella con il sugo. Voilà, un'aggiuntina di prezzemolo, l'oliva che è caduta e ce la rimettiamo un'altra volta dentro. Ancora un po' e siamo pronti. Guardate che bello, guardate, al dente al massimo, piccante, devo dire la verità, un po' più sopra del giusto, ed impiattiamo. Voilà, una bellissima pennetta all'arrabbiato e siamo a posto. Niente di più, semplice, dinamica, svetta, scattante e ottimo risultato garantito. Ciao ciao a tutti, guardate sempre sotto i miei video i link, quindi in descrizione del video i link di cose che potrebbero essere utili per voi, in più anche dei buoni Amazon, quindi guardate sempre sotto alla descrizione del video. Ciao ciao a tutti, l'assaggio è ottimo ragazzi,
Mi sono dimenticato di dirvi il giudizio sulla pasta, che qualità francese, devo dire la verità, è veramente buona, 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 ottima.